Cagliari 2, Bologna 1. Una vittoria straordinaria del Cagliari che batte il Bologna privo di assenze importanti come Zirkzee e Saelemaekers su tutti, ma una vittoria importantissima degli uomini di Ranieri in chiave salvezza. Ed è un Cagliari che anche il Cagliari ha assenze importanti perché Oristanio infortunato, Luvumbo in Coppa d'Africa, non c'è la Padula, insomma Ranieri è senza attacco e capisce benissimo che se vogliamo fare risultato col Bologna bisogna giocare compatti. Infatti schiera un centrocampo a 5, bisogna cercare compatti e cercare di essere rischiosi nelle ripartenze. Infatti quando ripartiamo nel primo tempo c'è Nandez che sale, si stacca verso l'alto e cerca di dare una mano a Viola e Petagna. Partiamo male, siamo forse troppo timidi nei confronti del Bologna che trova il gol con Orsolini, forse complice un'ingenuità di Scuffetti che si fa beffare sul suo primo palo. Dopo questo comunque proviamo a giocare una partita dove si lotta tantissimo. Dossena sempre straordinario, verticalizzazione verso Petagna che fa un gol, ritorna il Petagna attaccante e fa un gol, supera Skorupski e fa il pareggio. Da quel momento Petagna è totalmente un altro giocatore, combatte, fa la guerra, si mette l'elmetto, si ricorda chi è e Petagna fa una partita letteralmente da 8 e prende fiducia anche tutto il Cagliari, perché da quel momento nel gol del pareggio il Cagliari è un'altra squadra, attacchiamo con più convinzione e ci difendiamo con più convinzione. Nel secondo tempo Ranieri toglie un Augello in difficoltà, inserisce Azzi e anche Azzi fa una partita straordinaria bloccando più volte Orsolini. Grandissima partita di Azzi, è una grande partita anche di Vietesca ed è proprio su Vietesca, un calcio d'angolo, un pallone che si impenna, Vietesca fa uno stop di classe straordinario, finta di corpo, palla in mezzo, c'è la deviazione di Calafiori ed è il gol del 2-1, meritato possiamo dire per un Cagliari che fino a quel momento stava lottando. Ci difendiamo con le unghie e con i denti, facciamo una grande partita, Nandez è letteralmente ovunque, partita da 10 Nandez, veramente una risposta ai commenti sul rinnovo del contratto. Insomma Nandez viene tolto da Ranieri, inserisce Di Pardo, Nandez addirittura forse con i crampi. Una grande partita, lottiamo fino all'ultimo e ci portiamo a casa ragazzi questi 3 punti che sono letteralmente d'oro, con sacrificio, con impegno, con lotta, con sudore, con assenze importanti. Claudio Ranieri la porta a casa così perché sapeva che l'unico modo per cercare di fare punti era giocarla così. Ha avuto ragione su Azzi e ha avuto ragione anche, mettendo al primo minuto, Vietesca, che ha fatto una grande partita insieme a Dossena. Ma oggi non mi sento di bocciare nessuno ragazzi, grande vittoria del Cagliari in chiave salvezza. Insomma, fatemi sapere cosa ne pensate di questa grande vittoria nei commenti, mettete un like al video, condividete e ricordate ragazzi di seguirmi e sempre forza Cagliari.